È atteso poco prima di mezzanotte l'atterraggio del Boeing KC-767 dell'Aeronautica Militare che riporterà in Italia le salme di Luca Russo e Bruno Gullotta. Dall'aeroporto di Ciampino le salme verranno trasferite al Policlinico Gemelli per l'esame disposto dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha aperto un fascicolo sull'attentato terroristico costato la vita all'ingegnere bassanese 25enne. Quindi il nuovo trasferimento all'aeroporto di Ciampino con il volo verso quello di Villafranca, a Verona. La sorella di Luca, Chiara, e la madre del giovane attenderanno a Roma l'arrivo dei feretri. Domani è previsto l'arrivo in Veneto di Luca e quindi il ritorno nella sua Bassano del Grappa. Rimane da capire se in queste ore sarà dimessa anche Marta Scomazzon, la 22enne bassanese ferita nell'attentato della Rambla di Barcellona. Marta è ricoverata da giovedì dopo aver riportato fratture ad un piede e ad un braccio. E Marta nel suo letto d'ospedale ha ricevuto anche la visita dei sovrani di Spagna, Filippo VI e Letizia. Si sono detti dispiaciuti per quanto successo, ha raccontato la ragazza ai giornalisti che l'hanno raggiunta in Catalogna. E mi hanno invitato a tornare a Barcellona, ma per ora non ci penso proprio. Al momento manca ancora la conferma del governo, ma è molto probabile che per l'ultimo addio ci possa essere un funerale di Stato non prima del fine settimana. Prefettura e questura sono già al lavoro per coordinare la macchina della sicurezza. L'altro evento a finire sotto la lente di ingrandimento delle istituzioni è la friaccolata contro il terrorismo e la violenza che sarà organizzata nei prossimi giorni a Bassano. Quello su cui noi ci soffermiamo molto è la promiscuità che ci può essere tra le persone che partecipano all'evento e i rischi esterni. In primis potete arrivare ad immaginare quello che proviene da autovetture o mezzi. Poi si faranno dei controlli più discreti perché l'attività non si svolge soltanto in maniera palese, ma si svolge anche in maniera un pochino più occulta, quindi un'osservazione dedicata delle telecamere lì dove queste ci sono. Il papà di Luca ha spiegato di voler essere presente alla celebrazione, per questa ragione la data al momento non è stata fissata.